Oggi giornata internazionale dell'acqua, un interessante convegno organizzato dal Liceo Leonardo con qualificati relatori. Sì, oggi celebriamo la giornata mondiale dell'acqua, ringraziamo l'Università, il Polo Universitario di Agrigento per averci ospitato in questa splendida location, ma anche per averci dato l'opportunità di avere tra i relatori docenti universitari di elevato spessore. Unitamente ai patrocini che abbiamo ricevuto dalla rete delle professioni tecniche, noi oggi riteniamo che sia importante dare un'opportunità di formazione ed informazione ai nostri giovani studenti sul tema dell'acqua, che è un tema che fa parte integrante della nostra vita, e di darla sottolineando quanto l'acqua sia un bene prezioso, quanto sia rara oggi come risorsa e in quanto tale quali sono i costi monetari e sociali che essa comporta, ma anche le ricadute sull'ambiente. Oggi è un'iniziativa che sicuramente si inquadra perfettamente nell'iniziativa di educazione ambientale, di tutela del clima e dei cambiamenti climatici, perché l'acqua è strettamente collegata a questi temi. Pertanto incontrare relatori specialisti che stanno affrontando questo tema sotto vari aspetti indubbiamente arricchirà i nostri giovani sia dal punto di vista che della formazione che della coscienza civile di cittadini, perché il messaggio che oggi vogliamo lanciare è che l'acqua, in quanto bene prezioso e raro, non va sprecata, anzi va tutelata. Oggi celebriamo questo tema dell'acqua con un nostro impegno preciso come progettisti e unitamente alla scuola Leonardo che ha organizzato e con la quale abbiamo avviato tutta una serie di iniziative formative proprio su questi temi dell'acqua, della rigenerazione, della sostenibilità, che sono al centro di una progettazione accorta. Ci sono delle problematiche climatiche, su quelle diciamo poco possiamo incidere, ma sicuramente possiamo incidere con una qualità del progetto sulle possibilità di utilizzare l'acqua che abbiamo, questo bene prezioso, nei modi migliori. È comunque un momento, inoltre un momento oggi per me di grande, per il professore Gianfranco Tuzzolino, presidente del Polo Territoriale, per tutta UNIPA, l'Ateneo di Palermo, un tema centrale, un momento molto importante per la formazione, cosa sulla quale ci stiamo spendendo molto in questo intreccio assoluto con le scuole di ogni ordine e grado, a partire dall'elementare, l'università e l'ultimo livello di formazione. Siamo insieme e quindi sono molto contenta di questa missione formativa che devono formare le generazioni future che potranno vivere meglio, utilizzare meglio il nostro territorio e il nostro patrimonio che forse abbiamo un po' trascurato nel secolo scorso.